Grazie mille. Intanto vi chiedo un applauso per Roberto Bet, perché se non ci fosse stato lui, il sindaco e tutta l'amministrazione, ovviamente i consiglieri che hanno condiviso questa avventura e gli assessori. Devo dire che ho seguito per anni questa vicenda, sembrava quasi irrisolvibile questo problema, e Roberto lo sa, ero ancora ministro quando si è iniziato a parlare di questa partita. Tanto merito dell'amministrazione di aver scongiurato il fatto che questa caserma diventasse sede di ospitalità alternativa, definiamola così nessuno fa polemiche, e la destinazione era assolutamente quella. Dall'altro devo anche riconoscere, avendo seguito le vicende, che la tenacia e la determinazione ci ha portato dapprima a chiudere la partita importante con il tema del bando dell'ULSS e quindi con la Regione per accreditare i posti. Per chi non è un addetto ai lavori, avere un centinaio di posti accreditati vuol dire che comunque la Regione c'è sulla rete di già 100 posti base. Dopo questi signori non è vietato ampliare la visione e quindi pensare che questo diventi una vera e propria cittadella, anche perché ha tutti i presupposti per diventarlo. La fase più importante è questa, cioè iniziare. E quindi direi anche grazie alla conferenza dei sindaci, saluto la Presidente Fregolent e tutti quelli che un po' ci hanno messo impegno su questa partita. Ultimo aspetto, e chiudo, è stato quello appunto del demanio. Avremmo voluto fare molto più velocemente. La verità è che si sono susseguite leggi che andavano in una direzione e leggi che andavano nella direzione di ammendamento del posta. Penso che questa sia la dimostrazione della forza di volontà, perché molti avrebbero gettato la spugna molto prima. Voi immaginate che questo posto, che oggi diventa una risorsa per Codognier, lo è per i 100 posti, lo è perché diventerà una cittadella, lo è perché diventerà un parco per la città, per i bambini, insomma pensiamo non a solo quei 100 posti, immaginate la riqualificazione che ne uscirà. Però se così non fosse stata, comunque questo sarebbe stato un punto nero e un grosso problema per questo comune. Per cui oggi si risolve il problema di un posto devastato, di un posto da disinquinare, da un posto da bonificare, quello che volete, e dall'altro di dare una risposta ai nostri cittadini. Abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, una richiesta, questi vi faccio notare, sono non autosufficienti, il che vuol dire che è la parte più complessa dell'ospitalità per gli anziani. Non autosufficienti vuol dire posti ad altissima specializzazione, vuol dire risposte che le famiglie non riescono a dare, perché la difficoltà di occuparsi di un non autosufficiente è estrema. Ovvio che le famiglie, se non hanno altre soluzioni, cercano di dare risposta, e quindi il fatto anche che il Comune nel bando abbia inserito lo sconto per i residenti è un ulteriore incentivo per chi è di Codognier. Poi ovviamente sarà al servizio di tutta la zona e entrerà nel circuito di tutte queste strutture. Quindi grazie ancora al Sindaco Betti e a tutta l'amministrazione che vedo qui, insomma sono tanti e gli applausi sono sicuramente meritati.